Al pianoforte Stefania Bertelli, meravigliose presenze. Enrico lo mettiamo alla chitarra elettrica. Giampiero è scomparso, ma è il bassista è sempre quello che sta lì. Io sono il magazziniere del gruppo, quindi... Credevo che facessi il frontman, scusa, ma anche chi è che canta? No, nessuno. Suoniamo. Ok, Bene, io ho già avviato la registrazione, ragazzi, quindi se volete... Allora, buongiorno, benvenuti al terzo incontro. Vi ringraziamo per l'interesse, per aver partecipato in un numero così sempre ragguardevole, e siamo arrivati al terzo incontro che, come avevamo anticipato già le altre volte, si differenzia dagli altri proprio per le modalità. Mentre negli altri due incontri abbiamo ascoltato dei professori universitari, oggi sarà, come dire, gestito da noi, soprattutto da uno, Antonio Spinelli, che farà l'introduzione, vi spiegherà quale lavoro che poi voi dovrete fare nelle stanze, perché oggi a lavorare di più sarete voi, perché vi divideremo casualmente nelle stanze e dovrete affrontare le attività che vi vengono proposte con quei PowerPoint, quei file che vi sono stati mandati precedentemente. Per chi non li avesse scaricati, verranno inseriti anche nella chat. Ecco, poi vi sarà detto nella vostra stanza di quale PowerPoint dovrete occuparvi, di quale tematica dovrete occuparvi. Quindi non è che ognuno si deve occupare di tutte le tematiche. E alla fine vedremo, stiamo valutando se lasciare 3/4 d'ora, perché abbiamo visto in altre precedenti esperienze che mezz'ora è poco per organizzare una proposta, ecco, da parte vostra. Poi alla fine, all'ultima mezz'ora, ci sarà un portavoce delle varie stanze che racconta qual è la proposta di quel gruppo. Comunque Spinelli vi spiegherà meglio. Allora, presento Antonio Spinelli, che come avrete capito è chi è, quello che parla di più di tutti, e è il distaccato dell'Istituto di Vicenza. Spinelli si è occupato a lungo sia dei diritti umani, sia della cittadinanza, ma soprattutto si è specializzato nella Shoah e nella Shoah del Vicentino. Alcune sue pubblicazioni si intitolano Vita in fuga, gli ebrei di Forte Ontario tra il silenzio degli alleati e la persecuzione nazifascista. Antonio, sta zitto. Dal rifugio all'inganno, un'unità di apprendimento sull'internamento degli ebrei in provincia di Vicenza, il campo di concentramento provinciale di Tonezza del Cimone e tante altre pubblicazioni. Quindi io senz'altro gli darei la parola e gli chiederei di iniziare. Sì, siccome è tutto, buonasera, siccome è tutto registrato, cercherò di dire anche delle cose a caso in modo tale che Enrico Bacchetti possa poi lavorare di più nel tagliare il video. Ringrazio Stefania, non credevo che presentasse sul serio me stesso. Allora, rispetto a quello che hanno detto Pons e Mascia, ci sarebbero giornate intere, ci vorrebbero giornate intere per discutere, riflettere, però ecco, è una tematica molto vasta e voi sapete bene che sui diritti umani ci sono moltissimi materiali che si possono utilizzare. Noi questa volta, insomma, per questo incontro abbiamo deciso di non soffermarci su una
specifica tematica, tra virgolette, tradizionale, nel senso che sapete bene esistono, io penso soprattutto al sito di Amnesty International Italia, che noi tutti e 5 consigliamo caldamente, amnesty.it, c'è una sezione dedicata all'educazione e ci sono molti materiali scaricabili, molti di questi materiali sono quaderni per i ragazzi o guide per gli insegnanti. Altri materiali sono quelli del Consiglio d'Europa, del COE, ricordo qui, poi magari vi manderemo, oltre ai file che avete ricevuto, vi manderemo anche tutta una serie di materiali, di guide, di materiali utili. Ricordo tra i materiali del Consiglio d'Europa Compass, che è una pubblicazione di 500 pagine, 400 pagine, con una serie di proposte didattiche. Quindi è molto interessante poter accedere a questi materiali liberamente, ovviamente possiamo fare riferimento anche all'UNICEF, insomma a molte associazioni, ONLUS, che dedicano la loro vita e hanno i diritti umani come obiettivo e quindi pubblicano, vendono, ma spesso anche mettono sui siti questi materiali. Questi materiali spesso, se noi andiamo a vedere, sono tematici, quindi ci sono dei quaderni sui diritti delle donne, quello dedicato all'ambiente, alla pena di morte, ci sono dei quaderni sugli indigeni, molto interessante anche da legare con l'ambiente e con i diritti dei popoli. Ecco, noi rispetto a tutte le cose che si potrebbero dire abbiamo pensato di soffermarci sul linguaggio d'odio. Qualcuno potrebbe dire, beh sì, è una scelta attuale, di cui si parla tanto, tra l'altro ogni giorno troviamo o in TV o sui giornali manifestazioni di odio, messaggi sui social, sui giornali, o messaggi che non possiamo identificare come messaggi d'odio, ma che in qualche modo possono portare a ulteriori messaggi d'odio o ai crimini d'odio. Ovviamente la scelta non è dovuta semplicemente al fatto che può essere un argomento più vicino ai ragazzi, né al fatto che è di attualità. C'è un motivo più profondo ed è legato al fatto che il linguaggio d'odio, e questo insomma è una riflessione molto semplice che possiamo fare insieme, che attraverso il linguaggio passa la costruzione della realtà e passa quindi, lo abbiamo visto storicamente, anche la costruzione dell'altro, la costruzione del loro, la costruzione del nemico. Ora, per farla breve, la stessa ONU a un certo punto si è resa conto, forse un po' tardi rispetto alla storia, ecco perché anche l'altra volta ci sono state alcune domande a Masha, anche a Pons, che in qualche modo volevano uscire dall'aspetto prettamente giuridico e cercare di portare l'argomento, la trattazione anche sull'aspetto storico, perché storicamente è chiaro il nesso tra il linguaggio d'odio e il crimine d'odio. Anche l'ONU a un certo punto, ultimamente, si è resa conto che il linguaggio d'odio è un precursore di quelli che l'ONU chiama crimini atroci. Qui nei crimini atroci ci mettiamo il genocidio, ci mettiamo i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Allora, se posso condividere con voi alcune riflessioni che ricostruiscono un po' questo, ditemi se vedete, fate dei cenni di qualsiasi tipo, ok? Così due linee per capire un po' come si è arrivati, come l'ONU è arrivata a prendere una serie di decisioni. Anche questo materiale vi verrà fornito insieme a tutti gli altri, sarete inondati di file e fino alla pensione potete stare tranquilli, insomma avrete da leggere. Attenzione perché molti file contengono dei collegamenti, come già potete vedere qui dentro nella prima slide. Allora, noi abbiamo storicamente vissuto, ce lo ricordiamo tutti, una serie di eventi. Quello del Ruanda, per esempio, abbiamo vissuto Srebrenica, abbiamo vissuto anche la guerra del Kosovo. Allora, queste esperienze hanno portato a livello internazionale a una prima definizione
di quello che potrebbe essere di un organo, di un organismo destinato alla prevenzione del genocidio. Voi dite, ma non c'era già la carta, la convenzione del 9 dicembre 48? Sì, ma di questo insomma ci sarebbe da dire moltissimo, ci sarebbe da dire molto, e qui non abbiamo il tempo. Vi consiglio così al volo l'ultimo libro di Flores che si chiama Il genocidio, che ripercorre un po' la storia sia del concetto, sia della convenzione, sia di una serie di cose accadute nel Novecento, di eventi accaduti nel Novecento. Allora, il punto qual è? Il punto è che bisognava mettere al centro quella che loro chiamano early warning, cioè l'allerta veloce, urgente. Non attendere che accada qualcosa, ma capire quali possono essere i fattori e quali possono essere quei campanellini che ci permettono poi di dire ok, sta accadendo qualcosa. Allora vedete che ci si muove già nel 2001, si crea il consigliere speciale per la prevenzione del genocidio, che ha come compito, come obiettivo, quello di agire più rapidamente, con meno burocrazia, per prevenire i crimini. Adesso ovviamente arriviamo al nesso con l'hate speech, perché uno dice ma di che cosa stiamo parlando? Questa linea decisionale è arrivata alla creazione dell'ufficio che esiste ancora oggi, per fortuna, l'ufficio per la prevenzione del genocidio e la responsabilità di proteggere, che è abbreviato è R2P, Responsibility to Protect. L'idea appunto in questi anni, negli ultimi 20 anni da parte dell'ONU, è quella di proteggere le popolazioni, e per farlo c'è stato un impegno collettivo al World Forum di New York del 2005, del settembre 2005, e non so se si aprirà mai il link. Ecco, a un certo punto loro in questa carta, voi trovate a pagina 30 l'istituzione esattamente di questo consiglio. Se andiamo a vedere velocemente, eccolo qua, si fissano alcuni principi, no? Molto importanti. Cioè ogni Stato, questo è il primo principio base, ha la responsabilità di proteggere la sua popolazione. Quindi in realtà è un modo per dare più spessore alla sovranità di uno Stato, ma nello stesso tempo quella sovranità deve agire responsabilmente per proteggere la propria popolazione, perché mancava questo tassello. Dal genocidio, dai crimini di guerra, dalla pulizia etnica e così via. E il secondo e terzo punto, la comunità internazionale si impegna a aiutare gli stati nel prevenire, nel proteggere la popolazione, e nello stesso tempo si impegna ad intervenire nel caso in cui quel determinato Stato invece non intervenga celermente per bloccare le situazioni che si vengono a creare. Allora, che cosa succede? Succede che all'interno dei fattori che vengono scelti e determinati per decidere quando, no, il campanello d'allarme deve suonare, viene inserito il discorso d'odio. Noi storicamente, lo vedrà uno dei gruppi che lavorerà oggi, storicamente noi quando insegniamo, quando stiamo con i ragazzi, quando facciamo delle proposte, c'è abbastanza chiaro il ruolo, ci è chiaro il ruolo della propaganda, di un determinato uso della terminologia da parte delle dittature, di partiti politici, ancora oggi, adesso senza voler andare al fascismo, al nazismo e così via, ancora oggi l'utilizzo, e lo vedremo, è piuttosto diffuso. Bene, il linguaggio d'odio è uno dei fattori determinanti, perché, e questo poi ha condotto nel 2019, quindi è una cosa recentissima, ha condotto l'ONU a scrivere, a buttare giù una strategia dell'ONU sui discorsi di odio, che adesso non possiamo vedere, ma vi diamo
come elemento, vediamo come materiale. Questi sono i pilastri di cui parlavamo prima. Lei è la consigliera delle Nazioni Unite che Nyota Vairimunderitu presso l'ONU, che si occupa in modo specifico appunto della responsabilità di proteggere e anche del discorso d'odio, e quindi hanno messo nero su bianco, dicevo, quello che abbiamo purtroppo dovuto imparare attraverso la storia e che molti popoli hanno dovuto imparare sulla propria pelle, cioè che a partire dal linguaggio si può creare una scala che può portare al genocidio, e se non al genocidio comunque a una serie di crimini, come vedete, come quelli in questo caso di guerra, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, o omicidi o attacchi indiscriminati verso la popolazione o alcune persone, le minoranze in particolar modo. Questo approccio già spiega qual è il forte legame tra il linguaggio d'odio e i diritti umani. Aggiungiamo un altro elemento. La maggior parte degli studi che sono stati condotti e che vi manderemo, tra cui quello dell'Anti-Defamation League, il cui risultato vedete qui in questo momento, e la maggior parte degli studi è pervenuto a una conclusione. La conclusione è quella che prevede l'esistenza di una scala, dicevamo prima, l'Anti-Defamation la chiama piramide, in cui sono ben evidenti, è ben evidente il percorso che parte dal linguaggio, un linguaggio che ovviamente può essere non sempre evidente, ma che si può manifestare tramite i pregiudizi, tramite alcuni atteggiamenti, tramite anche il fatto di accettare stereotipi diffusi in una società, e qui immaginate quanto didatticamente si può proporre sui pregiudizi, sugli stereotipi, no? Si potrebbero fare tantissime cose, e come poi attraverso questo percorso si può arrivare alla discriminazione, alla violenza e al genocidio. Questa, che è la piramide dell'odio, è diventata poi un'attività didattica che vi manderemo, molti di voi probabilmente la conoscono già, un'attività didattica, secondo a mio avviso, a nostro avviso, insomma, avendola utilizzata, sicuramente idonea per far capire questo discorso in maniera anche abbastanza semplice. L'attività piramide dell'odio è stata poi proposta partendo da questo studio dalla Shoah Foundation, quindi in realtà comprende delle testimonianze di deportati nei vari paesi, deportati da vari paesi, nel nostro caso dall'Italia, e quindi ha anche quella finalità di parlare della deportazione degli ebrei e della Shoah, però in realtà si può utilizzare anche spostando l'attenzione, no, su questo legame linguaggio-pregiudizio, discriminazione, genocidio. Quelle che vedete qui sono scale, piramidi, costruite poi dalle associazioni sulla falsariga di questi studi, quindi Amnesty International, Vox Diritti, Lunaria, insomma adesso è inutile stare qui a citarli tutti, anche il Consiglio d'Europa, anche la Commissione Boldrini, che se vi ricordate ha lavorato qualche anno fa sui linguaggi d'odio, prima della Commissione Segre, ha elaborato una sua piramide, chiamiamola così, che in qualche modo richiama questi elementi. Ora, cercando di andare velocemente, vedete che ci sono appunto varie proposte, ma che in qualche modo si richiamano tutte agli stessi concetti, e tra l'altro molte di queste piramidi, molti di questi studi a loro volta hanno una base solida sugli studi del famoso psicologo sociale Gordon Allport, e sui famosi 5 gradi della scala Allport, che
si soffermavano appunto sui rapporti all'interno delle società o tra i popoli, e andava a studiare i concetti di pregiudizio, di stereotipo, per poi mostrare appunto l'evoluzione che portava non in maniera automatica, perché non stiamo parlando ovviamente di un rapporto automatico che porta dal primo scalino al quinto, per intenderci, ma possibile, sicuramente possibile. Ed è il motivo per cui l'ONU, ripeto ancora una volta, ha messo al centro l'hate speech, proprio perché se dobbiamo fare prevenzione la dobbiamo fare all'inizio, e non quando ovviamente l'odio si è già scatenato. Da questo punto di vista, i gruppi dopo lavoreranno su una serie di file, alcuni sono simili, riprendono tematiche diverse ma funzionano nello stesso modo, però soltanto un gruppo avrà la vera definizione di hate speech. La mostriamo a tutti, così come è stata esposta in uno dei manuali che avrete, per avere chiarezza di che cosa stiamo parlando. Quindi l'identificazione di manifestazioni di pensiero pubbliche e denigratorie che intendono suscitare una reazione o un'azione ostile, discriminatoria o violenta da parte degli interlocutori. Ovviamente non c'è soltanto la manifestazione, ma andiamo a vedere anche come chi incita alla discriminazione, all'ostilità e alla violenza sia presente all'interno di questo discorso. Ovviamente questa discriminazione può essere diretta a un individuo o un gruppo sociale determinato. Potete immaginare, e lo dimostrano tutti gli studi e tutti i report delle varie associazioni, ma anche della Polizia di Stato, di cui diremo due cose adesso velocissimamente, che le categorie più colpite sono quella delle donne, quella degli omosessuali, quella dei disabili, quella degli stranieri, con un particolare riferimento agli stranieri di religione islamica, ed è ancora molto forte l'antisemitismo. Ecco, queste sono grosso modo le categorie nel 2021, bersagliate sui social, bersagliate nei comizi, bersagliate sui giornali, o anche dalla politica. Dico questo, cioè uso il termine politica, perché se noi andiamo a vedere i dati che abbiamo a disposizione, con i dati si può fare didattica. Può sembrare sterile, può sembrare una cosa un po' che può spaventare, no? L'approccio matematico, ma in realtà la lettura dei dati, dei grafici, ci può essere davvero d'aiuto. Se noi andiamo a vedere, abbiamo dei dati sia analizzati dalle associazioni, ma abbiamo diversi dati raccolti dalla polizia. Abbiamo un sistema, il sistema di indagine interforze, che poi trasmette i dati all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, che è un organismo che lavora presso l'OCSE. Quindi abbiamo dei dati italiani che però possiamo mettere insieme ai dati europei. Questo ci permette subito di capire se gli atti, e non soltanto il linguaggio d'odio, la manifestazione d'odio, ma anche i reati d'odio veri e propri, si stanno aumentando o meno. Purtroppo sono in aumento, come potete immaginare, e come vedete da questi dati la prima voce è quella relativa al razzismo e alla xenofobia, la seconda quella riferita agli altri gruppi con particolare attenzione all'identità di genere, e la terza riferita alla disabilità. Ovviamente poi ci sono molte altre sottocategorie, insomma, che possiamo individuare. Questo è il sito, ma poi avendo il file vedrete anche il link, dedicato dall'OCSE all'hate crime, con le pagine dedicate ai singoli paesi che ne fanno parte. E potete anche vedere, constatare in che cosa poi si manifesta quel linguaggio.
Quindi il linguaggio che si trasforma in crimine viene identificato in una serie di eventi, dall'assalto fisico all'incitamento alla violenza, al furto, al danneggiamento della proprietà, addirittura in alcuni casi, anche se pochi, ci sono stati delle persone che hanno dato fuoco a delle proprietà, eccetera, 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 vandalismo e così via, fino ad arrivare ovviamente all'omicidio, ma sono casi rari. Quello che è interessante anche come possibilità di lavoro è che questi dati sono stati presi da alcune associazioni e in questo sito che vi mostro, si chiama Cronache di ordinario razzismo, voi potete con i ragazzi, quindi è un altro spunto oltre a quelli che troverete dopo, potete per esempio scegliere la regione, la provincia, la data di riferimento, un comune anche, come potete vedere qui dentro, d'accordo? E ci sono tutti gli episodi che sono stati segnalati sui giornali, alla polizia. Vedete che ci sono le fonti, quindi trovate come fonti sia insomma la cronaca quotidiana, ma potete trovare anche Vox, che è un'altra associazione importante, gli osservatori e così via. Ed è molto interessante vedere non soltanto la quantità, ma anche la tipologia, e questo possiamo farlo appunto tramite tutti questi strumenti. E andando verso la conclusione, perché così cominciamo a lavorare, una notazione, insomma, mi pare importante, che non è appunto legato soltanto al linguaggio, ma anche abbiamo visto poi ad alcuni effetti pratici nella quotidianità delle persone. E chi sono gli autori di queste violenze verbali, fisiche e così via. Se guardate, noi troviamo tra il 2008 e il 2019 un totale di più di 7.000 casi e troviamo la voce gruppi. Se guardate, ci sono alcuni anni importanti, se vi ricordate sono quelli degli sbarchi, dei numerosi sbarchi che abbiamo vissuto nel 2013, 14 e così via. Ci sono gli attori istituzionali, ci sono gli operatori dei media e così via, personaggi dello sport. Ed è con, io non so che dire, con rammarico in qualche modo, che noi andiamo a vedere che la maggior parte, attenzione, questa non è l'analisi di tutti i dati, ma soltanto di una parte, cioè di quelli che fanno riferimento ai gruppi, d'accordo? Quindi a questa fascia qui. Se andiamo a vedere all'interno dei gruppi, noi ci rendiamo conto che i gruppi di destra, di estrema destra, sono quelli che agiscono in maniera quantitativamente considerevole in questa direzione. Ci sono come terzo, come gruppo che si fa notare anche quello dei leghisti, e poi ci sono 383 casi, vedete, di gruppi non partitici ma che in qualche modo si richiamano a determinate idee. Diciamo questo non perché ovviamente qui si voglia aprire un dibattito politico di altra natura, ma perché ovviamente potrebbe essere interessante non soltanto vedere il legame, abbiamo detto, tra il linguaggio e i reati d'odio, ma capire anche cosa succede, come si diffondono, chi li diffonde, quali sono i meccanismi che sono alla base e in corrispondenza di quali eventi ci sono i picchi di odio sui social. Ecco, detto questo, io mi fermerei, perché altrimenti diventa troppo lungo. Non so se ci sono alcune cose su cui non sono stato chiaro, ma magari lo diciamo alla fine, dopo. Nadia, spieghiamo insieme che cosa li aspetta? La modalità di lavoro, dici? Se ti ricordi spiega tu, se no faccio io. Sì, anche più o meno. Scusate, era arrivata in chat la domanda, però
se avranno tutti questi elenchi di siti nei materiali, quindi tranquillizzo già, verrete inondati di altrettante cose che avete visto nella cartella di lavoro di oggi con tutto quello che vi può servire, e in ogni caso siamo sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti se vi dovesse servire. Quindi vai pure, Antonio, semmai aggiungo qualcosa se ti dimentichi qualche pezzo. Sì, grazie. Allora, noi abbiamo preparato 16 file che corrispondono, in realtà siamo 120 circa, che corrispondono a 32 gruppi, perché vi divideremo in 32 gruppi in modo tale da costituire gruppi molto piccoli, però siccome i file sono 16 vuol dire che ci saranno 2 gruppi che lavorano sullo stesso argomento. Allora, abbiamo provato a considerare il linguaggio d'odio nella sua totalità, abbiamo storicamente fatto un riferimento più vicino, quello del Ruanda, quindi ci saranno 2 gruppi che lavoreranno ascoltando il video della radio libera delle 1000 colline e poi guardando altri materiali. Tutti gli altri invece fanno riferimento ad argomenti probabilmente anche più attuali. Allora, uno lavorerà sull'hate speech, sulla definizione, che cos'è, come lo riconosco, un altro su come si può rispondere all'hate speech, al linguaggio d'odio, quali possono essere le strategie. Dopodiché ci sono una serie di gruppi che lavoreranno, molti di questi ad esempio lavoreranno sulla questione legata all'odio nei confronti delle donne. Abbiamo selezionato una serie di materiali derivanti dalla stampa, dalla pubblicità, altri vengono dal body shaming, un altro dall'area di quello che viene definito catcalling, quindi la molestia verbale per strada, un altro ancora sulle molestie sessuali. Ci sono però molti materiali dedicati, abbiamo detto, alle categorie di cui abbiamo parlato prima, quindi disabilità, omosessualità, xenofobia, Islam. Un altro gruppo lavorerà su ciò che accade negli stadi, quando gli stadi erano ancora aperti, e poi c'è un ultimo gruppo a cui abbiamo voluto dare i materiali di Amnesty International con tutti i link, che è molto interessante e molto importante perché è il famoso barometro dell'odio. Si tratta di un insieme di analisi che Amnesty produce periodicamente per analizzare il linguaggio sui social, su Facebook, su Twitter, e per capire quali sono appunto le tematiche trattate e così via. Allora, quello che vi si chiede, una volta divisi nei gruppi, e abbiamo detto prima all'inizio, vero Stefania, 45 minuti, poi sì, insomma, siamo più o meno flessibili. Quello che vi chiediamo è di creare, quindi non vogliamo farvi fare degli esercizi che noi abbiamo preparato per voi, ma tra colleghi, così, vi lanciamo la sfida di creare qualcosa da proporre ai ragazzi, a partire dai materiali che avrete a disposizione. Non so se sono stato chiaro da questo punto di vista. Ovviamente non avrete a disposizione tutto quello che vi occorre, quindi nessuno vi vieta di andare su internet, di cercare qualcosa, degli esempi o altri dati, o di chiederceli. Soprattutto sto pensando ai dati quelli più generali su che cos'è l'hate speech. Quindi se volete possiamo condividere anche altri dati, però voi avrete un file e da quel file provate a tirar fuori una proposta e poi questa proposta verrà discussa insieme nell'ultima parte del nostro incontro. Quindi se ci sono domande adesso mai più, domande tecniche, no, immagino. Ok, se sono... c'è qualcosa, ma non vedo. Sono svenuti, 15 sono andati via. Allora, no, beh, qualcuno aveva scritto in chat che comunque alle 17 se ne dovrà andare, quindi
farà quello che può fare. Adesso provo a darvi io le istruzioni brevissime. Ecco, chi se ne va, spero che non restino gruppi troppo striminziti, insomma, intanto provo a suddividervi. Direi che a occhio ne farei una trentina invece che 32. Ottimo. Allora, dovreste avere ricevuto per posta la cartella con tutto il materiale che vi servirà per il lavoro. All'interno della cartella, che ho comunque caricato, abbiamo caricato sia io che Stefania di nuovo in chat, per cui chi non l'avesse ricevuta la può scaricare direttamente dalla chat in questo momento, troverete dei file con i contenuti che vi ha appena illustrato Antonio. Ogni file è numerato 2 volte, cioè essendo 16 proposte, diciamo a partire dal 17 si ripete la stessa attività prevista per il gruppo 1, quindi si troverà 1 o 17, 2 o 18 e via discorrendo. Siamo troppi per assegnarvi manualmente nei gruppi, per cui l'assegnazione sarà casuale. Nel momento in cui aprirò le stanze, voi verrete invitati ad entrare in una stanza specifica. Guardate il numero, cioè a seconda della stanza in cui sarete invitati ad entrare, andrete poi a pescare insieme i file con quello stesso numero. Spero di essere stata chiara anch'io in questo momento, quindi non accettate subito, immediatamente di entrare nelle stanze appena le apro, guardate prima in quale gruppo state finendo, perché poi userete quel numero lì per individuare il materiale che vi servirà per lavorare. Direi che sì, 3/4 d'ora, forse anche meno, alle 5:30 io chiuderei le stanze in maniera da avere un po' di tempo per sentirci, scambiarci opinione, vedere che cosa, com'è andata. Qualcuno ha chiesto in chat: ci sarà un portavoce? Sì, ci sarà un portavoce, quindi lo potete anche stabilire. Vedo la fuga che è già partita e quindi adesso spero. Se ci fossero problemi, qualcuno si ritrovasse poi da solo, magari in una stanza, uscite dalla stanza e vi ammetterò in qualche altro gruppo in cui ci siano persone presenti. Rossana dice che non le è chiaro. Allora provo a ripetere. No, non lo sa ancora, non sapete ancora dove dovete andare perché io non ho ancora aperto le stanze. Cioè adesso quando vi assegno ai gruppi sarà tutto abbastanza, credo, più chiaro. Comunque restate fuori finché non è chiaro come funziona. Adesso io comincio ad aprire le stanze, che direi è il modo migliore per far capire. 117, ne faccio lo stesso una trentina? Ma sì, poi eventualmente... Poi noi entriamo nelle stanze in modo tale da, esatto. da poter avere uno scambio e chiarire anche dei dubbi, quindi non temete. Ok, no, non intendo stanze Meet, intendo stanze qui in Zoom, cioè adesso io le apro. In questo momento dovreste ricevere, a seconda dell'invito che avete, un invito ad entrare in una stanza che ha un numero, può essere da 1 a 30. A seconda della stanza in cui entrerete, andate in cerca nella cartella del materiale del file che ha la stessa numerazione. Lavorerete su quel materiale. Tenete presente, come diceva Antonio, che ci sono dei link anche all'interno dei file, quindi guardate se vi sembrano subito troppo piccoli, state attenti perché in realtà rimandano a video esterni o altro materiale che potrete usare. Se ci fosse qualche problema basta uscire dalla stanza, attenti, lasciare la stanza, non la riunione, e potete rientrare nella plenaria e vediamo di risolvere insieme il problema. Credo, spero a questo punto di essere stata abbastanza chiara, vedo che c'è già qualcuno che sta entrando nelle stanze, adesso vi invito ad entrare e appunto ci fosse qualche tipo di problemi potete uscire tranquillamente e spiegarli, insomma. Noi magari fra un pochino faremo un giretto a vedere se funziona tutto bene. Alle 5:30 chiuderò le stanze, ci ritroviamo in plenaria e ci raccontiamo com'è andata. Buon lavoro intanto. Qui continuo a tenere d'occhio. Speriamo che abbiano i materiali
Sì, li abbiamo mandati via mail, Sì, li abbiamo caricati qui. Speriamo. Dovrebbero avere tutto a No, disposizione. vedo che stanno entrando tutti nelle stanze. Simona, tutto bene? Sì, per il momento sì. No, c'è la Simone. Ah, per esempio nella 17 c'è una persona sola. Ci sono diverse persone qui che sono adesso in giro per... Io sospendo la registrazione, Enrico, è Sì. inutile perché poi ti tocca tagliare un mucchio di roba, vero? Io non vedo più la... come si chiama? I quadratini dei gruppi. La sala gruppi? Io sì. Se vai sui puntini, sale gruppi, ti compare. No, non c'è più, non c'è più. Ma neanche i puntini? No. Com'è che comincia a dare i numeri anche Zoom? Ha sempre funzionato benissimo. Sono io l'eletta, che sono l'unica che... È curiosa sta cosa. Ma non è che i gruppi sono a tempo? Allora, c'era un'impostazione che avevo messo di 60 minuti, però non dovrebbe partire. Scusate, sono esplosi i gruppi. C'è un limite massimo. Eccoci qua. Preimpostato. È saltato. Mi sa che ci hanno tolto dalla Come mai? Sentiamo la vostra disperazione e la capiamo. Ma perché stavamo lavorando bene? C'è Zoom che oggi ha deciso di... Sul più bello, Ma non è finito il tempo. No, non è finito, ma Zoom è partito da solo. Ha chiuso le stanze in autonomia. Esatto. Si è occupato lui No, anche perché noi avevamo appena cominciato a La giocare. tecnica che domina. La ribellione delle massime. Sì, no, anche l'incapacità probabilmente di chi gestisce le cose, che sarei io in questo caso, però. No, è strano. Non credo proprio. È partito da solo. Sì, Francesco ci ha cacciato tutti fuori, ha chiuso le stanze in autonomia Zoom. Vabbè, dai. In anticipo. Te ne faremo una ragione. Chiedo scusa. Di secondi che scalavano. Sì, mette anche un po' d'ansia sta cosa. Molto. E per me è vantaggioso perché essendo che devo uscire tra poco, almeno sento qualcuno degli altri gruppi. Bene, vediamo sempre il lato positivo, mi sembra un ottimo atteggiamento. Vabbè, ci dispiace. Però ecco, se avete preso accordi tra di voi, magari email, numeri di telefono, No, farete dei gruppi di lavoro niente di ciò. per il Veneto. Allora direi adesso è inutile riaprire le stanze, riprovare perché davvero abbiamo perso 5 minuti di quelli così preventivati. E se avete voglia direi che facciamo un piccolo giro e sentiamo se avete trovato utili materiali, se vi è venuto in mente qualche impiego che potrebbe essere utile in classe, così condividiamo queste cose. Le nostre idee possono servire anche ai colleghi magari per poi perfezionare le idee che avete intanto condiviso. Nulla vieta, come diceva Antonio, che vi scambiate anche le mail e poi vi facciate una chiamata Zoom ad hoc per finire il lavoro se avete voglia. Allora, chi è che vorrebbe cominciare? Proviamo a fare prenotazione in chat o alzata di mano per assegnare la parola. Potrei iniziare io perché alle 5:35, alle 6:20 ho un dipartimento e quindi devo andare via. Vai. Se posso. Allora, io sono il professor Nunzio Buonsanti e sono di Matera, ecco, quindi sono... E però stai a Matera o sei qui? No, sono a Matera, però dopo essere stato 16 anni a Vicenza, quindi ecco perché mi sono iscritto a questo corso. Questa è una motivazione per cui mi sono iscritto anche a questo corso. Allora, abbiamo lavorato con altri 3 colleghi, di cui non ricordo il nome, sul numero 8, quindi l'odio verso gli omosessuali.
abbiamo trovato il materiale molto indicativo, che però noi lo utilizzeremo nella nostra, diciamo, come abbiamo immaginato. Ecco, eravamo in 4, erano due della scuola primaria, io della scuola secondaria di primo grado e poi Luca della scuola secondaria di secondo grado, quindi anche come insegnanti eravamo eterogenei. Allora, noi partiremo, cioè nel nostro percorso, potremmo partire dal spiegare ai ragazzi, chiaramente della nostra età, ecco, quindi diciamo, che cos'è il 17 aprile, quindi partendo proprio dalla giornata mondiale dell'omofobia, quindi capire il perché, innanzitutto perché una giornata, perché c'è stata la necessità di istituire una giornata contro l'omofobia, quindi contro la paura dell'omosessuale. Quindi arrivare un po' a alla definizione di omofobia, quindi poi di conseguenza di omosessuale, quindi LGBT, eccetera, eccetera, e far capire loro il perché c'è bisogno di una giornata contro l'omofobia. Quindi far leggere loro alcuni quotidiani che riportano episodi recenti di quello che è successo, e sotto gli occhi di tutti c'è l'episodio ultimo della ragazza cacciata di casa perché è lesbica, perché quella coppia colpita nella metropolitana a Roma, quindi ecco, sono tanti episodi, e con la lettura di questi quotidiani spingere un po' i ragazzi come dire, all'atteggiamento che bisogna avere verso queste persone e far capire loro se sono a contatto diretto con delle persone, quindi che se conoscono parenti, amici, compagni, e quindi come loro vivono con questi amici e come loro vivere con una persona che non è amica, diciamo, non è familiare, e quindi perché poi comportarsi in una maniera diversa. Fatta questa un po' esposizione, far capire un po' dal punto di vista legislativo, ecco, come l'Italia, partendo appunto dall'articolo 3 della Costituzione italiana, quindi facendo anche educazione civica, e poi la legge Cirinnà, che è stato diciamo, un grosso aiuto, ecco, perché di riconoscimento anche dal punto di vista civile alle coppie, e poi ritornando all'attualità con il DDL Zan, anche se io capisco che poi bisogna stare sempre molto attenti perché è facile cadere poi nella politica, diciamo così, ecco, perché non so a voi, però bisogna sempre un po' in punta di piedi, entrare su questi argomenti sempre in punta di piedi. Ecco, quindi questo è più o meno il nostro percorso che abbiamo ideato, pensato. Non so se potrebbe andare bene o se non lo so, ecco, non so cosa ne pensate. Grazie. Grazie a te per l'intervento. Oddio, detto così è molto generale, poi bisognerebbe vedere nello specifico come intendevate declinare le cose. Capisco che se eravate anche di quei gradi di scuole così eterogenee sia davvero difficile ipotizzare qualcosa di preciso, e spero che i materiali che avete consultato vi siano utili, vi siano stati utili indubbiamente, sì, per poter affrontare poi il taglio che si vuol dare. È chiaro che è diverso se si lavora con ragazzi della secondaria di secondo grado piuttosto che la primaria, non saprei neanche io come affrontare una tematica di questo genere. Comunque grazie mille per l'intervento. Grazie a voi. Vedo in chat che si è prenotato alla stanza 14, Marilla, se vuole prendere la parola. Sì. Allora, avevamo pubblicità e stampa sessista, eravamo 4 docenti, 2 della secondaria di primo grado e 2 della secondaria di secondo. Abbiamo pensato a un tipo di intervento che potesse andare bene per la seconda e terza media e anche il biennio delle superiori, perché più o meno l'età, insomma, ha delle continuità. E avevamo proprio scandito un lavoro, non so se intendevate questo, noi abbiamo proprio scandito delle azioni da far fare ai ragazzi,
In particolare cominciare così a proporre l'argomento ai ragazzi, chiedendo loro di realizzare uno spot per un prodotto. Avevamo identificato un'auto, un supermercato, prodotti per l'igiene personale, un orologio, e vedere inizialmente qual è il, come dire, il sentire delle classi, no? All'interno, come loro si rappresentano. No, sì, si rappresentano e si identificano, no? Anche. Dopodiché avevamo pensato che se per caso da questo primo step non fossero usciti abbastanza, diciamo, stimoli per la riflessione, si poteva intervenire dicendo proprio: adesso lo stesso spot lo realizzi con figure di donne che trovi in internet, fotografie, oppure pensando anche all'interdisciplinarietà di questi progetti che soprattutto alle scuole medie vanno bene, mettendo in mezzo, ma dopo dirò un po' meglio, varie discipline, compreso per le medie arte e immagine, per le superiori io penso, lavorando in una sezione artistica, alla sezione arti figurative e plastiche figurative, e quindi potevano anche realizzare veramente qualcosa loro. Dopodiché un altro step, il confronto tra ciò che hanno fatto loro, no, prima la discussione, no, perché hai usato quell'immagine, poi il confronto con immagini, spot, pubblicità già realizzate, quelle commerciali, e vedere se combaciavano, se si distaccavano, riflessioni sull'uso del corpo della donna, e anche porre proprio delle domande specifiche. Le ragazze si sentono rappresentate? I maschi che cosa guardano, che cosa individuano, no? Avevamo un catalogo di cose, insomma, su cui ragionare. I maschi che cosa guardano, anche le donne che cosa guardano. Abbiamo identificato quell'età lì come un'età che spesso le ragazzine si identificano, no, con l'influencer, con le fotomodelle, però d'altro canto se la loro fisicità non corrisponde a quello, si ritirano indietro oppure si dedicano ad altri sport. Pensiamo al bullismo, ho lavorato tanto anche su questo aspetto con spettacoli teatrali eccetera, quindi molto importante. Dopo anche una linea del tempo per far capire, insomma, ai ragazzi com'è cambiato. Era proposto tra i materiali l'uso del corpo femminile, la donna casalinga, la donna sexy, la donna in bikini, anche lo sport stesso che adesso te li fanno vedere. E dopo alla fine realizzare un decalogo condiviso all'interno delle classi, come si dovrebbe agire, insomma, per uno spot pubblicitario che non offenda nessuno, che tenga conto della sensibilità di ognuno, realizzare proprio anche e dopo alla fine di tutto realizzare nuovamente il proprio spot alla luce di questo decalogo condiviso. Pensavamo che potevano essere implicate proprio storia, educazione civica, sicuramente sì, italiano, immagine, ma anche matematica, laddove si sarebbe potuto intervenire anche per realizzare dei grafici per vedere all'interno della classe quanti avevano usato le donne in maniera sessista, quanti no, il viso, insomma, quindi sì, basta solo mettere giù qualcosa altro, insomma, questo era quello che abbiamo pensato. Una marea di idee. No, è proprio un progetto che potrebbe essere sì, realizzato, cioè, basta aggiungere obiettivi, tempi e realizzazione, spese, contributi esterni, esperti. Perché se ci chiedavamo, non so, magari dobbiamo rimandare questi aspetti, queste cose che abbiamo progettato, oppure no? Insomma, ma allora, se avete piacere che facciamo circolare queste cose nel gruppo degli iscritti, volentieri, cioè noi di fatto si fa da tramite, è sempre possibile riascoltare, sapete che stiamo registrando gli incontri, sì, per cui è possibile riascoltare anche le proposte che state facendo e magari prendersi nota più con calma, anche perché non credo che siate riusciti a declinare così nei dettagli. Sì, abbastanza, ma sì. diceva una cosa. Allora, se avete qualcosa di pronto, come sempre, noi insegnanti, tutto fa gola, vero? Il progetto con i crismi, no, però insomma queste 4H, almeno i punti essenziali ci possono stare. Avevamo bene le idee chiare e il target a cui ci rivolgevamo e insomma mi pare che tutti abbiamo lavorato
Benissimo. Sì, lavoriamo allora, in questo modo, insomma. noi non vogliamo assegnarvi dei compiti a casa, se però vi vogliamo. prendete spontaneamente ci impegniamo a far circolare il materiale fra i corsisti. Grazie. D'accordo, grazie. Grazie Marilla. Si è prenotata la stanza 9, Rita. Volevo dire, prima di tutta la serie di numeri, avevano scritto il gruppo 29, poi è stato scusa. superato da tutti, non so se era per parlare o no, o per un altro motivo. No. Non l'ho proprio Sì, visto. grazie, era per parlare. Era per parlare perché si sono iscritti subito. E quindi sì, scusate. Grazie. Allora, forse anche il gruppo stanza 12 allora. Beh, vabbè, poi vediamo. Ok. Posso? Vai Domenica, scusami. Allora, io sono Domenica Longo, insegno alle scuole superiori in materie letterarie, per l'esattezza l'ITIS Rossi di Vicenza. E il mio gruppo era, diciamo, abbastanza omogeneo, formato da 5 persone, di cui una insegnava alle scuole secondarie di primo grado, 3 quella di secondo grado e poi avevamo anche il sociologo. Il tema che ci è capitato è quello delle molestie nei confronti delle donne. Allora, innanzitutto abbiamo trovato i materiali proposti molto interessanti. Siamo partiti dal primo, che era un articolo del Corriere della Sera, e quello ci ha fatto venire in mente cosa fare con i ragazzi e come proporlo ai ragazzi. Abbiamo pensato più che ad una lezione, ad una riflessione che partisse dal prendere in esame quelli che possono essere i luoghi comuni che i ragazzi hanno nei confronti della figura femminile, come anche di quello che può essere considerato molestia. Per cui in primis proprio a mo' di brainstorming far dire loro l'argomento, quali parole faceva loro venire in mente. Una volta fatto questo brainstorming, passare a prendere in esame le situazioni sulle quali riflettere, che venivano proposte proprio dal Corriere. Quindi, secondo voi, la situazione nella quale il capo ufficio, dopo aver dato un incarico alla segretaria, le incidentalmente mette una mano sulla gamba, è una molestia oppure no? E quindi farli riflettere. Dopodiché passare a vedere qual era la risposta data dal magistrato. Abbiamo pensato all'intervento articolato però su più giorni. Una prima parte, un primo incontro poteva essere questo. Il secondo incontro invece poteva affrontare la questione più dal punto di vista del diritto, dal punto di vista legale. Allora, cosa prevede la legge italiana perché un atto venga definito molestia? E mettiamolo a confronto con quello di altri, con quello che è richiesto invece dal diritto di altri paesi. Proponeva poi, cosa che abbiamo trovato interessantissima il nostro sociologo, far vedere anche lo sviluppo che il tema ha avuto nel nostro paese. Il fatto che, per esempio, 20 anni fa chi denunciava una molestia sessuale doveva in primo luogo dimostrare di essere persona attendibile, cioè da vittima diventava un po' la persona accusata, no? Era la poco di buono, quella che in qualche modo aveva provocato. Quindi far vedere anche come la situazione sia cambiata nel corso del tempo e quali sono le situazioni che fanno vedere la vittima in un certo modo piuttosto che in un altro. Ecco, la discussione era interessantissima, però a questo punto poi il tempo è scaduto. Aggiungo io che la fase successiva, penso che i miei colleghi possano essere d'accordo,
potrebbe essere quella di, in un terzo incontro, fare la richiesta ai ragazzi di ipotizzare delle azioni che in qualche modo cambino i luoghi comuni, cioè sviluppino una sensibilità, una, come possiamo dire, facciano cambiare, ecco, l'idea, l'immaginario collettivo riguardo alla molestia nei confronti delle donne. È chiaro che poi si possono utilizzare materiali vari, come per esempio spot pubblicitari, come ci diceva prima, oppure fa riferimento al caso, non so, del produttore americano che è stato denunciato a catena poi da una serie di donne e così via. Però è chiaro che queste sono cose successive. Grazie. Grazie mille Domenica. Si è segnato il gruppo 9. Eccomi qua. Rita della Pietà, insegno alle medie di Noale, in provincia di Venezia. Noi in gruppo eravamo solo in 3, un'altra collega della secondaria di primo grado e una collega invece della secondaria di secondo grado. Il nostro materiale era sulla xenofobia. Consiglio a tutti di andare a vedere il materiale perché era di un impatto veramente strong, insomma un grande impatto. Abbiamo trovato però materiale un po' politicizzato, diciamo, non spendibile in un finale di medie e un inizio di scuole superiori, eventualmente da utilizzare su una quinta superiore. La parte dove si parla soprattutto di Salvini e sui picchi di xenofobia derivati da commenti di Salvini contro i migranti e comunque insomma di quando si si promette di utilizzare il denaro pubblico per migranti e allora scatta proprio l'odio per lo straniero. Abbiamo in realtà pensato di partire non tanto dai grafici iniziali, ma dai due, c'erano due, come si chiama, due slide, insomma, fatte con Canva, con un po' di riassunto sui migranti e prima sulla xenofobia e l'altro sui migranti, e avevamo pensato un'attività molto pratica in realtà, non di lezione frontale e neanche partecipata in realtà, semplicemente dividere la classe in due livelli. Un livello, diciamo, quelli che possono sopportare, possono fare un testo argomentativo, farli lavorare a partire da questi cartelloni, da queste slide, per fare un testo argomentativo a favore e altri gruppi contro, e guardando il fatto che si utilizzano a volte gli stessi dati proprio per supportare una idea pro o un'idea contro, insomma, cioè partendo dallo stesso dato io posso appoggiare la mia idea, che può essere l'una e l'opposto. L'altra parte di classe, insomma, perché avendo a che fare con delle medie, mi rendo conto, insomma, che non è possibile far fare l'argomentativo in modo buono a tutti, avevamo pensato di far fare invece un testo espositivo,
sempre a partire dalle stesse tabelle, fare un testo espositivo di presentazione dei dati, quindi una specie di racconto di tutti i dati che c'erano scritti. In questo modo poi si può andare a discutere le varie scelte stilistiche, diciamo, sui dati scelti, sui dati che sono stati scelti di usare, insomma, e poi la manipolazione, insomma, per il discorso persuasivo. Ecco, questo era il nostro pensiero. Ovviamente non abbiamo toccato livelli alti di giornate mondiali e dibattiti. Siamo stati proprio sul base, insomma, fattibile per una terza media o un biennio di scuole superiori. Comunque stupendi i materiali, cioè chapeau. Ecco. Grazie. Tra l'altro sul tema della scrittura troverete nel materiale che vi arriverà dopo il corso anche il manualetto su Write the Change, che riguarda proprio la narrazione e contronarrazione possibile rispetto agli stereotipi. Quindi avrete di che riflettere ulteriormente anche sulla base di quei materiali. Antonio, volevi dire qualcosa? No, ma è chiaro che voi avete lavorato su un settorino piccolo, no? Poi ne abbiamo creati tanti perché siete tanti. In realtà dovreste mettere insieme più file, soprattutto i primi, che sono quelli sulla normativa, su che cos'è l'hate speech, su come rispondere all'hate speech, con i singoli casi. Cioè, se cominciamo a montarli insieme, avete un quadro non solo più completo, ma proprio come materiali da poter utilizzare. Ecco. No, sui picchi io sono assolutamente d'accordo con Rita, bisogna stare attenti. La cosa che mi colpisce ogni volta che vedo le relazioni di Vox diritti è questo, e l'ho detto in qualche gruppo in cui sono entrato. C'è una notizia, che ne so, il Papa dice vogliamoci bene, ok? Cioè, quindi è una cosa abbastanza... partono come delle belve all'assalto, sentono l'odore proprio, no? E partono questi tweet offensivi, volgari e pieni colmi di linguaggio d'odio. Quindi io, più che i singoli esempi, per esempio, credo che sia interessante far vedere la connessione tra una notizia neutra, cioè anche il Papa ha detto una cosa, è stato ucciso Willy, d'accordo? È morto un ragazzo. Bene, davanti alla notizia si scatena il linguaggio d'odio invece che il linguaggio, che ne so, basato sull'empatia, sulla comprensione, anche non parlare. Sarebbe. Quindi questi aspetti secondo me sono interessanti. Grazie Antonio. Ho visto in chat anche una domanda relativamente alla trattazione dell'omofobia alla scuola primaria. Effettivamente l'argomento è delicato. Ma se vuoi ci sentiamo anche fuori corso, insomma, visto che dalla primaria vengo. Io punterei più su un discorso di stereotipi legati all'identità, cioè una presa di coscienza di quanto siamo, come dire, vincolati, incatenati a una serie di stereotipi che attribuiscono ai due generi diverse attitudini, comportamenti possibili, indipendentemente dalle individualità, recuperando invece il valore delle differenze di tutti. E per la primaria a me sembra che potrebbe essere sufficiente, però insomma se vuoi sentiamoci fuori. Io vorrei lasciare la parola ai colleghi che hanno lavorato negli altri gruppi. Mi sono presa nota, dopo toccava il gruppo 12, se non ho visto male, se c'è ancora il collega o la collega. Sono Francesca. Ciao Francesca. Ciao. Allora, noi abbiamo in realtà raccolto un po' più idee, perché poi per riuscire a strutturare bene il lavoro ci vuole chiaramente più tempo. Ci siamo divisi in modo da avere il tempo di ciascuno di noi osservava una parte del materiale.
ed eravamo o delle medie, superiore, istituto superiore, scuola professionale, quindi 3 tipologie diverse, però abbastanza, insomma, abbiamo trovato delle cose in comune. Pensavamo di partire, avevamo come argomento il catcalling. Pensavamo di partire dal fatto che a volte c'è una scarsa considerazione, perché ovviamente anche a livello culturale ci sono delle modalità espressive che almeno fino a poco tempo fa potevano, fra virgolette, essere tollerate, quindi c'è una sorta di confusione tra che cos'è questo fenomeno e che cos'è invece quello che noi definiamo anche culturalmente apprezzamento. Allora pensavamo di partire dai ragazzi, che magari spesso hanno delle idee poco chiare per sentito dire o perché hanno visto su internet, che cosa ne sanno e che cosa pensano. Poi da questo pensavamo di fare tipo una sorta di brainstorming e fare anche un'ulteriore raccolta di informazioni, cioè immaginiamo di fare una lavagna divisa in 2 dove da una parte dicono ti è capitato di ricevere certi tipi di commenti, eccetera, o di vedere, esprimere certi tipi di commenti, e dall'altra parte come ti sei sentito, che cosa hai pensato, quindi anche vedere la loro reazione, il loro vissuto. A questo punto, quindi partendo dal punto iniziale, che idee hanno e se hanno un'idea completa, estrapolando dai vostri documenti le informazioni, mi pare che ci fossero soprattutto sul primo link di un'indagine nazionale dove si spiega il fenomeno con grafici, dati, descrizioni, estrapolare una parte del materiale, fornirlo in lavori di gruppo e far descrivere loro cosa hanno capito sulla base dei documenti, che adesso io la faccio così, però bisognerebbe un attimino, cioè provare a farla descrivere a loro sulla base invece di quello che proprio leggono dai dati, quelli che non sono opinioni ma sono insomma dati di fatto. A quel punto lì ci siamo messi a discutere su una delle proposte fatte da una ragazza che mi pare abbia aperto adesso non voglio dire il termine corretto, un sito, un influencer che ha proposto dove tu hai ricevuto un apprezzamento, andiamo nel post e sulla strada scriviamo il commento che hai ricevuto. Ecco, e lì ci siamo un po' confrontati, avevamo delle perplessità, però abbiamo pensato di prenderlo come spunto da proporre ai ragazzi cosa ne pensano, se è forse la scelta migliore o se ci possono essere delle proposte più costruttive o più in linea con il loro sentito, perché chiaramente nella nostra età magari il scrivere per terra ci sembra quasi sempre nell'ottica che bisogna sempre scrivere, far vedere, magari a loro va bene, però forse non è magari la soluzione. Cercare di trovare delle proposte dai gruppi, insomma, quindi ritornando agli studenti partendo dalle loro idee, proposte, vissuti. Spero di essere stata velocissima e troppo efficace, parlo sempre. Niente. Sempre ribadisco, se hai voglia anche di buttare qualcosa di più, noi facciamo circolare volentieri. Grazie. Grazie. 10? Ancora? Gruppo 10, non ho segnato i nomi purtroppo. Patrizia. Forse era la stessa collega che scriveva poi per la primaria, no. Sì, c'ero anch'io nel gruppo 10, ma avevamo la portavoce che è Patrizia Fava. Che non c'è più? Non so. Vabbè, allora, punto di domanda, passiamo al 19, poi casomai, o se hai voglia di prendere la parola tu e spiegare. No, c'è Patrizia Fava. Ok. Ho visto la chat che c'è. Ci sono. Allora accendi il microfono e prendi la parola. Non ti sentiamo. Sotto in basso a sinistra ci sono i pulsanti per attivare l'audio. Ci sono, il microfono aperto, perché non si sente niente? Sì. Cioè, oggi Zoom ha deciso di... Infatti vedo normale l'audio, non capisco. Controlla il volume del microfono magari. Grazie Chiara, tu sei molto tecnica. F1 conferma Domenica.
No, lei ci sente, ma non ci... Passiamo... Suggerimenti? No. O qualcuno dello fare altri, dice. Intanto sì. andiamo avanti, vediamo se riusciamo, o se intanto scrivi magari qualcosa in chat che è lungo magari per condividere. Comunque intanto hai diritto di parola appena riusciamo a capire come fare. Gruppo 19, in ordine veniva quello. Sì, prova a uscire e rientrare, mi sembra una buona idea. Intanto il gruppo 19. Gruppo 19, Serena Dal Borgo, Belluno, Longarone, insegno all'alberghiero, ero con Alberto nel primo periodo e poi è entrata anche Simona. Scuola superiore, io appunto e Simona, invece Alberto scuole medie. Avevamo materiale, quindi hate speech, e volevamo partire da un evento di attualità, 3 parole: ci fai schifo, dette dalla madre di Malika, era già stata citata da un precedente gruppo, e far lavorare immediatamente i ragazzi, farli diventare protagonisti, dividendo in 2 gruppi i ragazzi. Uno lavora sulla contronarrazione, uno sulla narrazione alternativa, con l'obiettivo di creare un testo, anche un video se riescono, e di mettere a confronto poi la produzione. Lavorare tantissimo sulle domande che sono presentate dalla slide numero 6 di questo materiale, che è interessante, far vedere ai ragazzi cosa vogliamo promuovere, che tipo di mondo vogliamo mostrare, chi vogliamo raggiungere col nostro messaggio, eccetera. Poi lavorare anche sull'aspetto, una volta incontrato questo linguaggio d'odio, lo dobbiamo segnalare? Dobbiamo essere indifferenti? Cosa fare? E qui ci sono le altre slide anche per suggerire ai ragazzi come poter continuare il discorso in modo costruttivo e positivo. Basta, velocissima, e lascio la parola agli altri gruppi. Grazie Serena. Gruppo 12 l'abbiamo già sentito, gruppo 4. Mi sentite adesso? Sì! Ah, ecco. Ciao! Ciao! Ecco, allora noi avevamo l'odio online e la disabilità. Allora eravamo 2 insegnanti della scuola secondaria di primo grado, una della scuola secondaria di secondo grado e una della primaria. Abbiamo cercato di fare un lavoro che potesse essere trasversale, ovviamente poi declinato per i vari ordini di scuola. Inizieremo con un brainstorming sulla parola disabilità, pensando a un percorso che va dalla negatività delle parole alla positività delle parole sulla disabilità, chiudendo il cerchio con la positività. Dopo aver fatto un brainstorming di una ventina di minuti, mezz'oretta, a seconda di quello che salta fuori, pensavamo di fare provare delle esperienze concrete ai ragazzi di quello che potrebbe essere una situazione di disabilità, provare a bendarli, ad essere ciechi, a provare a stare fermi sulla sedia pensando di essere su una sedia a rotelle, provare a stare in silenzio pensando di non riuscire a parlare, facendo magari delle stazioni in maniera tale che tutti riescono a provare queste esperienze, e poi magari dislocandole nei corridoi. Io sto pensando alla mia scuola dove ci sono anche delle zone allestite nei corridoi con dei divani, dei tavoli, eccetera, e poi un rientro in classe con la riflessione. La collega della primaria proponeva un gioco che crea molta empatia, che è quello del robot, e quindi c'è un compagno che viene guidato da un altro e lo accompagna in vari spostamenti, in varie situazioni, per cui insomma deve crearsi un rapporto di fiducia di uno con l'altro. E questo in un'oretta dovremmo riuscire, avevamo pensato di fare questa esperienza. Dopodiché pensavamo di utilizzare la slide, un po' il brainstorming, un po' la slide dove ci sono le parole della disabilità, e
creare o alla lavagna, su un cartellone, adesso non siamo riusciti a concretizzare, dare il peso alle parole, quindi praticamente dare un peso alle parole riguardanti le disabilità, che possono essere dette, scritte, pronunciate in maniera diversa o colte con accezioni e sfumature diverse. Saremo passati anche a analizzare i dati, quindi la mappa termografica, che abbiamo visto che nel Veneto è bella rossa, 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 quindi insomma purtroppo ci freggiamo di questo primato insieme a Milano di più, insomma anche noi. Potevamo anche fare un discorso a caduta sui dati delle quantità di disabili in Italia, la primaria e la secondaria, e poi un dato generico delle nostre relative scuole. E poi, per passare dal negativo al positivo, dare a loro un questionario su cosa possono fare per coinvolgere o fare stare meglio gli alunni con determinate disabilità, quindi passare dalle parole negative alle parole e alle azioni gentili, concludendo con una raccolta di foto in cui c'è, è nato da un esempio di una collega, la cartella in mezzo alla classe che disturba e la cartella invece messa da parte in maniera tale che l'alunno possa passare meglio, possa avere un percorso più agile. E quindi concludere appunto il lavoro con questa raccolta di foto che mette in evidenza la situazione di difficoltà con quella invece con cui c'è un procedere più sciolto dell'alunno disabile. Poi ci siamo anche posti il problema se dovevamo lavorare solo sul linguaggio, mi sono un po' sforato, scusatemi. Un'altra idea poteva essere quella della primaria di fare un fumetto, di fare alla secondaria una pubblicità progresso. Abbiamo buttato lì un po' di idee, alle superiori l'analisi di un racconto e poi la costruzione di un racconto, un debate, insomma abbiamo finito con un po' di brainstorming sul cosa fare. Ecco, grazie dell'opportunità di questo corso che è stato molto interessante. Grazie Patrizia. Ho visto in chat molti che sono costretti a salutarci e ad andare, io comunque non me la sento di togliere la parola, abbiamo sforato sempre anche con le relazioni, mi pare giusto dare soddisfazione anche a voi, per cui chi può restare è benvenuto, spero che i gruppi prenotati riescano ad avere tutti la parola. Toccherebbe al gruppo 4, si era prenotato Paolo, c'è ancora. Forse non c'è più. No, buonasera. Paolo è andato via e credo di essere rimasta da sola. E te la senti di raccontarci qualcosa? Sì, cioè, diciamo che noi stavamo finendo di lavorare quando siamo stati ovviamente così stoppati, per cui non abbiamo preso accordi con i colleghi. Noi avevamo il problema del razzismo negli stadi, quindi gli striscioni negli stadi, e stavamo riflettendo su far fare qualche cosa ai ragazzi. Io insegno alla secondaria di primo grado e anche il collega Paolo, e poi c'erano altri due colleghi che poi sono andati via subito, quindi insomma diciamo è stato una un po' prima, una un po' dopo, insomma diciamo è stato un momento così un po' fugace di far fare loro qualcosa attivo, nel senso di, dopo averli fatti riflettere sul fenomeno e anche averlo inquadrato da un punto di vista normativo, nel senso che esistono comunque delle normative che poi vengono disattese, è vero, però comunque la UEFA ha un regolamento che dovrebbe penalizzare veramente questi episodi, perché bloccano la partita all'inizio, poi se continuano la fermano proprio, però non è mai successo. Arbitri, società eccetera, c'è tutta una connivenza, evidentemente un clima così di lasciar perdere. Addirittura leggevo prima, perché finalmente sono riuscita alla fine anche a scaricarmi il materiale che prima condividevamo, lo stesso presidente del CONI Malagò che banalizza, insomma sì, ma in fondo sì, però sono anche loro che fanno le simulazioni, per carità, stiamo parlando di cose diverse. E poi la lettera appunto che stavamo leggendo appunto a questo giocatore del Cagliari, che appunto dei giocatori dell'Inter mi sembra, in cui dicevano che insomma loro il tifo lo fanno soltanto per incoraggiare
e dopo, una volta usciti dallo stadio, non è successo niente, perché in fondo è una cosa dentro lo stadio e basta. Quindi il video, cosa vuol dire il video? Ah, voleva vedere, vabbè, insomma, sì, non è che, che ci guadagnate tanto anche se mi vedete. Comunque, il discorso è che noi vorremmo far riflettere i ragazzi sul fatto che lo stadio o la tastiera non sono un altro mondo, e loro, i tifosi, non sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi quello che fanno allo stadio deve avere delle ricadute anche su quello che fanno nella realtà, e magari farli riflettere sul fatto che se uno è tifoso può esserlo in maniera positiva, quindi incoraggia la sua squadra magari creando degli striscioni. Questa era l'idea, degli striscioni positivi, con dei messaggi positivi, dei messaggi di incoraggiamento nei confronti della propria squadra e non di denigrazione della squadra avversaria. Si può essere tifosi e non necessariamente si deve essere teppisti, insomma, ecco, o odiatori, ecco. Questa era l'idea. Grazie Alessandra. Gruppo, dunque, 21? Stefano? Sì. No. Mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Allora, noi abbiamo avuto in sorte il tema dell'antisemitismo. Allora, eravamo un gruppo estremamente eterogeneo, nel senso che eravamo in 4, scuola superiore, scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado, quindi insomma avevamo tutta la gamma. E anche direi abbastanza eterogeneo dal punto di vista anagrafico, nel senso che la mia barba grigia ha una collega veramente giovanissima, e quindi da un certo punto di vista bene. Il nostro, però, allora, io credo che una cosa importante è stata condividere esperienze pregresse, perché tutto sommato il tema si collega a quello del giorno della memoria, inevitabilmente, quindi ci ha un po' deviato dal linguaggio d'odio in genere, no? Perché si è collegato a un discorso già più strutturato, che è quello del giorno della memoria. E ci ha portato intanto a chiederci se questo è, prendetela ovviamente con le pinze quello che sto dicendo, se era un tema giusto, no? Cioè se era un tema che funziona bene per parlare di questo, nel senso che appunto non si collega alle esperienze del quotidiano, che invece no, abbiamo sentito quelle che hanno espresso i colleghi, ma si riporta a qualcosa che è sentito un po' più distante, no? dall'esperienza dei bambini o ragazzi, e che poi tutto sommato ha a che fare con un altro che è molto costruito anche da noi, cioè almeno nel nostro territorio, forse a Venezia meno, Venezia centro storico, però già a Mestre, dove insegno io, parlare di ebrei non ne abbiamo mai visto uno in classe, no? Un ragazzo, o almeno che fosse notoriamente tale, no? Per cui, come dire, o loro stessi hanno molta poca esperienza in questo senso, e quindi l'altro è un altro costruito nella loro esperienza soprattutto dal discorso che gli facciamo a scuola, no? Per cui questo credo che sia un punto importante. E comunque, detto questo, niente, non abbiamo strutturato veramente un'attività, e tantomeno un'attività che potesse andare bene per tutti questi ordini di scuola, ma ci è sembrato che da una parte si potesse usare questo elemento del linguaggio d'odio, che è un qualcosa di attuale, e ci ha sorpreso in parte anche vedere, non so, dati come un 15% degli italiani pensa che la Shoah non sia mai esistita, a fronte di un 2,7% di 15 anni fa, no? Quindi qui il problema esiste evidentemente, e che riportare questo tipo di dati, poi come presentarli ai ragazzi, questo non siamo arrivati a vederlo, insomma, evidentemente saranno modalità diverse a seconda dei diversi livelli di scuola, ma presentare questi dati potrebbe essere un'attività, diciamo, per togliere un po' di retorica del giorno della memoria, per considerare un po' il fatto che non è un discorso del passato, ma è un discorso comunque attuale.
Un'altra considerazione fatta era che questi potrebbero essere usati un po' come in confronto da strutturare in qualche modo tra un discorso d'odio storico, quindi del ventennio o altro, che potrebbe essere fatto anche molto a base di immagini, forse più. Una collega suggeriva le copertine dello Strummer, per esempio la rivista nazista, o so, la difesa della razza o quant'altro, e poi appunto o prima o dopo, insomma, trovare il modo di creare collegamento con il discorso d'odio contemporaneo, insomma, attuale. Ecco. E poi è finito il tempo e lì siamo rimasti. Però la considerazione, questa mia personale, e chiudo veramente, è che dovendo focalizzare su un discorso di linguaggio d'odio, personalmente non sceglierei questo argomento come argomento pilota, ecco, perché trovo che potrebbe essere molto più efficace lavorare su temi che entrano nella vita, nell'esperienza quotidiana dei ragazzi, ecco, in modo più deciso, dove c'è più empatia in qualche modo. Ok, grazie. Prego. E dunque, gruppo 20, se c'è ancora Valeria. Ci sono io. C'è Anna Maria. Sono Maria, ciao. sì. Ciao. Niente, noi eravamo in tre, io insegno alle scuole superiori di secondo grado, una media e un'elementare. Avevamo anche noi il tema dell'odio negli stadi. E anche noi abbiamo apprezzato la scelta delle immagini che ci avete proposto e anche il testo finale. Come attività anche noi non siamo riusciti granché a declinarla in maniera articolata. Comunque, ecco, molto banalmente è venuto così alla collega della media una ricerca sugli striscioni razzisti, sportivi razzisti, da parte dei ragazzi, e quindi un lavoro sulle parole degli striscioni, perché diamo per scontato che loro quei riferimenti così agghiaccianti che noi vediamo nella scelta degli striscioni che avete fatto, delle foto che ci avete riportato, Foiba, Tito, la Stella, Anna Frank, non siano così scontati, quindi soprattutto lo diceva la collega delle medie, quindi un lavoro sulle parole e anche lì un lavoro sui riferimenti, chi sono questi riferimenti, chi sono le vittime di questi striscioni d'odio. Anche un lavoro proprio di tipo statistico, quali, eccetera, non solo che cosa significano per loro e se sanno cos'è esattamente quel riferimento lì. Poi ci è venuto in mente una domanda, più domande, più che attività, più domande. Allora ci chiedevamo perché in uno stadio ci sono degli striscioni antisemiti. E appunto da lì, questo lo proponevo io, un lavoro sulla cultura delle tifoserie. Ecco, cosa sono le tifoserie in Italia? Perché è un mondo per me sconosciuto. Infatti mi è capitato un tema davvero che mi ha incuriosito e capisco l'importanza, però ne sono abbastanza, sono senza armi. Ecco, che cosa sono le tifoserie? Chi fa parte delle tifoserie? Chi partecipa alle tifoserie? Che tipo di... Ecco, anche tra i ragazzi, quali di loro, chi di loro fa parte di tifoserie, se conoscono realtà di questo tipo? Qual è l'humus culturale delle tifoserie? Da che provenienze vengono, anche ideologiche, perché questo è il punto. Ecco, poi anche a noi era venuto in mente un lavoro sugli slogan alternativi. Anche questo lo proponeva la collega delle medie, quindi tirando in ballo proprio slogan sportivi che abbiano altri contenuti, altri riferimenti. Poi, ecco, invece molto interessante, su quello io avrei riflettuto con i ragazzi, su quel tema, su quell'ultimo articolo che era la lettera a Romelu, il cacciatore, eccetera.
nel quale in maniera ecco, i vari linguaggi del razzismo, cioè il razzismo può essere dichiarato, ma può essere anche molto più sotterraneo e subdolo, e ci venivano in mente una serie di domande da porre che vengono fuori proprio da quella lettera. Perché gli italiani non sono razzisti? Lì si dice l'italiano non è razzista. È vero, non è vero. Perché? E poi la scuola deve essere il luogo che educa all'antirazzismo. Anche questo da mettere un bel punto di domanda. Perché solo la scuola? Quindi gli altri luoghi sono franchi, possono dire quello che vogliono, possono fare quello che vogliono, eccetera. Perché? Poi ovviamente il tema del razzismo, vabbè, insomma, i temi sono tantissimi, il tema anche dell'identità plurima, il tema del meticciato, eccetera, eccetera. Ecco, solo una serie di domande da porre ai ragazzi, però forse l'attività non siamo proprio riusciti granché ad articolarla, ecco. Ma, insomma, partire dalle domande è sempre importantissimo, anche per noi, perché dà un senso a quello che facciamo. Grazie Anna Maria. Allora, io qui vedo segnati ancora 5 gruppi, se ce la fate a resistere, magari cerchiamo di essere sintetici. Darei la parola al gruppo 11 e a Lorenzo, sempre con l'impegno, se volete, a scrivere condivisioni più ampie. C'è ancora Lorenzo o qualcuno del gruppo 11? Lorenza, saluto Anna Maria. Ciao Lorenza! Ciao Anna Maria. Io conosco tante persone lì, ma non ho tanti anni che ormai non ci si vede. Ok. Volevo ringraziare quelli dei gruppi precedenti perché veramente molte cose sono in comune con quello che è venuto fuori col gruppo 11. Eravamo in solitudine in due, una collega delle scuole superiori e io che sono in una scuola di secondaria di primo grado. Quindi alcune riflessioni sono già state messe in luce da chi si è occupato di altri aspetti del linguaggio d'odio. Noi dovevamo occuparci del body shaming, e abbiamo pensato di fermarci su tre parole chiave. La prima è l'ideale, cioè l'ideale di immagine, la seconda parola è pregiudizio e la terza è come reagire, in buona sostanza. Per lavorare sull'ideale noi avevamo pensato un po' a provare a lavorare veramente fra scuole di diversi gradi, dato che eravamo, come poter trattare questo tema insieme e in condivisione, cosa che non si fa mai, no? Fra medie e superiori, però chissà. L'ideale, abbiamo pensato di lavorare noi avevamo a disposizione delle immagini pubblicitarie, e avevamo pensato di provare a proporre ai ragazzi di creare tramite dei ritagli, forse un'idea un po' vecchia, magari ci sono dei sistemi più moderni, dai giornali una loro immagine di ideale del corpo femminile, però perché no, anche del corpo maschile, quindi un ideale di donna, un ideale di uomo. E di scambiarsi le immagini e fare loro la domanda quali reazioni provoca in me. Sarebbe interessante anche provare a creare il non ideale, cioè creare con i ritagli delle immagini non ideali che vanno contro questa cosa e capire se per caso viene fuori scambiandosi queste immagini, viene fuori qualche commento che si potrebbe avvicinare, non credo offensivo, ma che si potrebbe avvicinare all'offesa. Qui scatta appunto invece il momento in cui si riflette sul concetto di pregiudizio, cioè quando ciò che non è ideale non è accettato. E noi avevamo a disposizione anche varie situazioni di personaggi famosi che si sono trovati in questa situazione. E pensavamo di proporre ai ragazzi la domanda a noi mai è capitato, cioè cercare di un po' di contestualizzare il discorso sulla situazione proprio sul loro vissuto. Da lì dare informazioni sul fatto che si tratta di un reato, quando è un reato, quando
quali sono insomma in realtà le condizioni perché si verifichi, e infine proporre la domanda come reagire da vittima, come reagire da spettatore anche. Oppure, ora che lo so, posso creare un'alternativa di comportamento, e allora lì si proporrebbe di creare un prodotto finale. Potrebbe essere una simulazione, una specie di gioco di ruolo, diciamo, una simulazione in cui si crea una situazione in cui ci sia una vittima, in cui ci sia uno spettatore e qualcuno che offende, e creare un'alternativa di comportamento, quello che potrebbe succedere in positivo, cioè in negativo, quindi con il body shaming, oppure come potrebbe andare invece se questo non avvenisse. Ecco, questo un po' ne siamo più riusciti a focalizzare più sull'attuazione, più sui metodi che sulla riflessione, ma vedo siamo stati molto arricchiti da quello che avete detto voi dei gruppi precedenti, quindi ringrazio tutti e alla prossima. Grazie mille Lorenza, saluto intanto chi sta salutando perché deve lasciare la seduta. Darei la parola rapidamente ad Alessandro, spero che sia un uomo questa volta del gruppo 17, se c'è. Non c'è più. Nessuno del gruppo 17. 28, Pisana. Sì, arrivo. Poi si prepari il 5 e il 27, così, e poi ho finito le prenotazioni. Allora, noi abbiamo lavorato sul catcalling come un altro gruppo che ha parlato prima, e mi è piaciuto vedere le similitudini e le differenze. Eravamo in 3, poi un insegnante, Lorella, delle superiori, e Carmen e io delle medie, e poi Francesco che è comparso e scomparso, non abbiamo potuto. Dunque, come l'altro gruppo, abbiamo pensato soprattutto ad azioni, abbiamo pensato di partire da una riflessione con i ragazzi, sentire cosa dicono loro di questo fenomeno che è apparentemente meno offensivo, ma poi lo diventa pesantemente. E, abbiamo pensato di far vedere il video che ci avete proposto di una donna che cammina per le strade di New York, che è un video forte perché fa vedere come riceva commenti in continuazione, alcuni apparentemente innocui ma continui, altri più pesanti, offensivi. Riproporre una riflessione su questo video, e poi abbiamo pensato di provare un'azione di tipo teatrale in piccolo, ecco, non per riprodurre i commenti offensivi, che sarebbe volgare, offensivo e difficile da gestire poi. Ah sì, ci siamo concentrati, abbiamo pensato di rivolgerlo a una terza media e una prima superiore, che sono classi che comunicano bene come età. E questa azione l'abbiamo immaginata così: far camminare una ragazza, un ragazzo, indifferentemente dal genere, tra due ali dei loro compagni, unicamente sentendo lo sguardo su di sé. E abbiamo pensato che anche solo lo sguardo possa essere molto pesante. E forse particolarmente in questo momento in cui i ragazzi non sono più andati a scuola, sono stati in confinamento, quindi sentono con maggiore forza la presenza fisica, materiale degli altri. Ecco, questo poi vorremmo, invece di una riflessione verbale, abbiamo pensato di farla scrivere. E come ultima azione, una condivisione di questi scritti e una decisione su quali potrebbero essere le frasi più rilevanti, singole frasi forti di questi scritti,
e poi rielaborarle con l'aiuto di colleghi del settore artistico, tecnico, con quella tecnica sempre proposta dai vostri materiali sul catcalling, che è quella di scrivere per terra coi gessetti. Quindi riprodurre o con fotografia o con disegno il selciato di una strada in cui compaia questa scritta per terra, ma non riproducendo l'offesa, bensì riproducendo i pensieri che sono venuti fuori da loro. Poi è finito il tempo. Erano venute fuori altre idee che potremmo sviluppare ulteriormente su uno studio della legislazione, che in Francia c'è, in Italia no, anche soprattutto il tema centrale, che è quello del fatto che la donna vittima viene poi spesso ritenuta una colpevole, perché il suo abbigliamento o il suo atteggiamento hanno richiamato questi commenti. E la storia di questo fenomeno, che si richiama al fatto che in Italia lo stupro fino a non moltissimo tempo fa è stato reato contro la morale e non reato contro la persona, e quindi inserirci in un ambito più ampio. Grazie, grazie mille Pisana. Prego. Tocca ad Alessia del gruppo 5. Sì, buonasera, io sono Alessia Privitara, insegno in una scuola secondaria di secondo grado. Eravamo un gruppo un po' ristretto, quindi sarò brevissima visti i tempi, perché eravamo in 3 per un collega è andato via alle 5 per esigenze appunto di lavoro. E con la collega avevamo pensato, in realtà avevamo la tematica inerente all'antisemitismo e quindi agli haters, con gli attacchi anche qui con una grande componente infografica, e quindi pensavamo un'UDA magari multidisciplinare, in modo che il docente magari di matematica spiegasse al gruppo classe intanto come decifrare l'infografica, quindi capire quello che hanno di fronte, perché non sempre anche nelle scuole superiori sono in grado di farlo in maniera autonoma. E poi magari far vedere loro, dopo aver appunto dedicato magari un'ora spiegando come si interpreta questi grafici che hanno di fronte, far capire loro il linguaggio dell'odio, quindi far ascoltare magari un brevissimo estratto dell'ultimo intervento della Segre e far scrivere quali sono invece le parole di risposta all'odio. Contrapposte invece in rete c'è molto in merito agli haters e al loro linguaggio aggressivo, e far realizzare loro un'infografica con l'uso di Canva, che è per loro un'applicazione anche molto intuitiva. Questo avevamo pensato, e magari collegarla anche alla giornata della memoria e far capire loro anche dal punto di vista giuridico le conseguenze per gli haters e per il loro linguaggio, quindi far intervenire anche poi la collega o il collega di diritto. Questa era la nostra idea. Grazie Alessia. L'ultimo gruppo che ho segnato, se non leggo male, è il 27. C'è ancora qualcuno? Sì, buonasera. Oh, ciao Ernesto. Sì, ci sono io, nel senso che mi sono autocandidato, perché poi non abbiamo fatto tempo a individuare il portavoce, quindi vabbè, mi assumo questa responsabilità. Il nostro gruppo, che era composto di 4 persone, 3 delle superiori e una dell'insegnante della primaria, aveva come tema quello del body shaming. Non abbiamo potuto strutturare più di tanto il percorso. Abbiamo ragionato guardando e condividendo i materiali che ci sono stati proposti, e sostanzialmente l'idea, mi pare, che è venuta fuori è quella di un possibile percorso che va dal presente al passato e ritorna al presente. Cioè ci siamo posti la domanda dell'utilizzazione della storia all'interno di questa tematica, oltre che ovviamente di altre discipline. C'era una collega di diritto che è stata importante per una riflessione che adesso dico. Allora, partendo dal presente, il tema è quello sostanzialmente del modello, diciamo, di corpo femminile. Poi naturalmente si può fare un discorso anche
per quanto riguarda il corpo maschile e quindi di quali sono le caratteristiche, diciamo, di questo modello, quali sono i criteri di accettabilità o di rifiuto di questo modello. Qui il ragionamento è andato però su questa questione. Il linguaggio, che è certamente, come dire, una componente che costruisce la realtà, sta dentro una realtà, e cioè c'è un legame tra il linguaggio che stiamo usando e le manifestazioni di questo linguaggio e il contesto. E questo ci sembrava il punto decisivo, diciamo, nella riflessione da proporre. Qui stiamo, come dire, riferendoci a un percorso per la scuola secondaria di secondo grado in particolare. E quindi da una parte, dall'altra quella di mettere in prospettiva questo linguaggio e questo contesto. Per cui dopo un'analisi che non abbiamo avuto il tempo di articolare didatticamente, diciamo, sul presente, anche a partire dai materiali che voi ci avete offerto e proposto, si potrebbe andare ad un percorso all'indietro, si sceglie un tempo di riferimento che può servire per ragionare sul modello di femminilità e di mascolinità, diciamo, che era proposto in quell'epoca, e cercare di connettere questo modello al contesto, quindi capire quali sono le relazioni tra questa immagine e appunto gli altri elementi che compongono il quadro, per poi ritornare al presente per fare il gioco sul contesto anche sul presente. Questo grosso modo l'architettura generale. In questo quadro il discorso del diritto diventa importante perché un elemento del contesto è certamente la norma giuridica, e quindi nel caso specifico qui si potevano andare ad analizzare sul presente, non abbiamo avuto il tempo di guardarle, insomma, quelle proposte che erano anche indicate nella scheda, diciamo, di proposte di legge o interventi normativi già esistenti o altre normative di questo tipo, e nel passato per vedere eventuali assenze di normative o di normative e di regole che andavano in altra direzione, e quindi fare una connessione anche da questo punto di vista. Non abbiamo avuto il tempo di ragionare con la collega della scuola primaria, che però è intervenuta dicendo che ovviamente con tutte le differenze del caso, in qualche modo questo tema poteva essere anche affrontato a quel livello e avremmo dovuto avere un po' più di tempo per metterci il naso. Ecco, questa è in sintesi estrema, e vi ringrazio ancora per questa bella opportunità. Grazie a te Ernesto, ho visto in chat ringraziamenti anche personali ad Antonio per la bella presentazione. Se Antonio vuole aggiungere qualcosa che non vedo. Sì, sono qua. Eccolo. Sì, ci sarebbero ovviamente molte cose da dire, in particolar modo sull'antisemitismo e invece sul perché sarebbe interessante proprio analizzare quelle mappe, ma insomma ci vorrebbe molto tempo. No, noi ringraziamo, secondo me è stato un confronto bellissimo. Qualcuno ha scritto in chat, quando riusciamo a confrontarci, a parlare insieme, a lavorare insieme, a condividere, nascono non solo dei bei rapporti ma anche delle grandi idee. Ecco, condivido questa persona, non so, adesso non mi ricordo, ma insomma è proprio così. Certamente ci sarebbe stato bisogno di 4 ore almeno, molto di più, però speriamo che con il materiale che avete visto, che è quello più operativo, di spunto, con gli stimoli, più quello che vi verrà mandato successivamente nei prossimi giorni, e che sono i manuali da cui in parte sono stati presi i materiali, oltre a altri, insomma, che potete leggere, che aiutano a sviluppare la tematica. Ecco, grazie a tutti questi materiali penso che si possa costruire molto a livello di educazione civica,
in primis, ma avete già visto subito che ci sono una miriade di fili che portano non solo alla Costituzione, ma anche alla storia, anche alle altre materie. Quindi ecco, speriamo di esservi stati di aiuto, e noi ruberemo le vostre idee, ci metteremo il copyright, Enrico comincia a cancellare questo pezzo e lo venderemo al migliore acquirente. Quindi state... No, grazie. Bene, non so se Stefania vuole chiudere ufficialmente il corso. Volete mangiamo qui insieme stasera, ma insomma... Volevo chiedere, è possibile magari l'anno prossimo un'altra serie di incontri, magari o specifici o magari regolati di più anche su questi aspetti pratici della vita quotidiana in classe, insomma, quindi progetti, condivisioni oppure altre tematiche o l'approfondimento di qualche tematica in particolare, insomma. Sarebbe interessante, ecco, io lo dico agli organizzatori. Qui Enrico vi deve dire una cosa. Ah, allora. No, niente di particolare. In effetti stavamo riflettendo su questo, sia di chiedere a voi, prima di tutto, poi tutti gli insegnanti che riusciremo a raggiungere, se ci sono delle tematiche legate sia alla storia che all'educazione civica che potrebbero interessare particolarmente, e quindi magari vi manderemo un link ad un altro modulo Google. Adesso ci stiamo affezionando a questo strumento, così magari potrete appunto suggerire dei temi che potremmo affrontare, insomma. Credo a questo punto il prossimo anno scolastico, perché questo ormai volge al termine. E ringraziamo anche Giampiero e Stefania, che abbiamo collaborato splendidamente. Per la prima volta anche noi, a causa pandemia, ci siamo trovati a lavorare così strettamente insieme, e mi sembra che i corsi siano stati apprezzati anche da voi, quindi questo ci conforta molto, e quindi vi salutiamo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona serata. Eccola lì Stefania. Scusatemi. Buona serata a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ci mancherete. Arrivederci, Grazie. grazie. Ma vi raggiungeremo ancora.